Dopo le meraviglie del Soave, cari amici, siamo tornati qui in Val di Fiemme. Siamo in compagnia di Fausto Schrafl che in questo momento, vedete, sta procedendo alla vestizione delle capre che poi ci seguiranno nella Desmontegada. Una manifestazione importante. Ecco, vedete il nostro amico Fausto, che è presidente, lo ricordiamo, dell'Associazione Ovi Caprini della Val di Fiemme, che sta procedendo alla vestizione della capra più importante, che è quella che aprirà la... Questo è il maschio, allora, Fausto. Questo è il maschio, questo è il becco di razza nostrano della Val di Fiemme, che noi teniamo proprio il migliore che abbiamo. Ecco, siamo, ci dicevi prima, Fausto, un po' preoccupati per il tempo. Preoccupati per il tempo, perché Però... è una manifestazione da 7.000, l'anno scorso eravamo 7.000 persone, quest'anno vediamo come va a finire, il tempo ci ha rovinato. Però noi confidiamo che il cielo sia clemente. Sì. Allora, riusciamo a tracciare un bilancio di quella che è stata la stagione, Fausto? La stagione è stata buona, siamo abbastanza contenti, ne abbiamo perso su 360 circa 10, è andata bene, non ci lamentiamo, le bestie sono belle, siamo venuti giù, i ragazzi, i 3 ragazzi erano bravi, hanno lavorato, e anche col latte siamo soddisfatti. Ecco, qual è la difficoltà? I nostri amici da casa magari vedono questo che può essere un momento così di festa, ma in realtà dietro c'è tanto lavoro, lo vogliamo ricordare, che non è facile essere allevatori di capre in montagna. Tanto abbiamo dai 40 ai 50 volontari per queste manifestazioni, tutti che lavorano gratis, senza problemi. E vedete voi che senza tutta sta gente qua non si fa niente. Ecco, è importante il volontariato, ma lo dicevamo... È la passione che noi stiamo tentando di includere anche ai ragazzi che vengono dietro, perché qua abbiamo tanti ragazzi che cominciano a venirci dietro. Ecco, ma i giovani proseguono il lavoro di voi che avete esperienza, non vogliamo dire vecchi perché non siete vecchi. No, però siete giovani di spirito. I giovani ci sono, arrivano. Lavoriamo tutti, tentiamo di lavorare tutti il meglio possibile, però la faccenda è che se non abbiamo dietro la gioventù, è l'unica società che esiste in Trentino di capre che vengono esclusivamente da una parte le capre e dall'altra le capre asciutte, no? Ecco, noi abbiamo visto la premiazione dei formaggi di Malga, abbiamo ascoltato anche i casari sulle qualità che ha il formaggio caprino. Sì. Oggi la nostra società vive un momento, diciamo, un po' difficile. Ci sono delle persone che hanno intolleranze particolari, mentre con il latte di capra, i formaggi di capra, è possibile superarle. Io posso dirti una cosa sola, che da noi vengono per i bambini che la mamma non può allattarli, vengono a prendersi il nostro latte per allattare anche i bambini. È il latte che fa di più, è più genuino nei confronti del latte della mamma, no? Pertanto è sempre stata la capra il simbolo del povero, però ormai possiamo dire che è un simbolo senza del povero. Ecco, da quanti anni, Fausto, fai questo mestiere? Io faccio il presidente da 23 anni, dal giorno l'abbiamo messa su e ho sempre fatto il presidente fino ad oggi. Bene, allora noi ci auguriamo che il tempo ci assista. Rimanete con noi, io saluto e ringrazio Fausto Schrafl, presidente dell'Associazione Ovi Caprini della Val di Fiemme, e noi proseguiamo, andiamo a vedere il bastione di Santa Giustina a Padova. Nel frattempo ci trasferiamo da questo magnifico prato in centro a Cavallese, dove andremo a vedere la Desmontegada. Io vi ringrazio tutti e vi faccio un augurio che un altro anno veniate tutti a vederci noi in Val di Fiemme.